Soddisfazione, dirò di più, un onore avere ricevuto la fiducia di tutti questi colleghi e soprattutto un onore poter lavorare insieme a tutti loro per garantire, come è giusto che sia, la pensione dei nostri iscritti e quindi tutelare quello che è il lavoro degli agenti in un dialogo costante con le case mandanti. Proseguire su quel solco di impegno che è stato fatto nel precedente Consiglio, proseguirlo e consolidarlo in tutta trasparenza in modo da garantire veramente questo futuro a loro. È un istituto in buona salute, i numeri parlano chiaro, che sono stati presentati nel bilancio, ma soprattutto è un istituto che appunto tutela quello che è il futuro di una categoria che ha lavorato sodo e ha necessità di garantirsi questo futuro, come ce l'abbiamo tutti noi lavoratori. E quindi è veramente un onore poter mettere a disposizione il nostro lavoro, il mio e quello del CDA, per dare questa garanzia a tutti loro. Mi ambienterò in questo ente, ma noi partiamo da dei dati certi. Durante la fase elettiva è stato consegnato un questionario agli agenti, questionario che hanno compilato e con il quale hanno espresso quali sono gli ambiti in cui vorrebbero più forza da parte di Enasarco, ambiti in cui noi abbiamo già iniziato ad operare e penso alla tutela sanitaria, la tutela in caso di malattie, la formazione, sono molti gli aspetti che hanno indicato. Bene, tutti questi sono aspetti su cui ci impegneremo e lavoreremo per dare delle risposte certe, risposte che si meritano.